Nel giorno di Giovanni Falcone e delle vittime tutte della strage di Capaci è il giorno del Capo dello Stato napolitano e del Premier Monti a Palermo per non dimenticare, commemorare e sperare. Un napolitano commovente nell'aula bunker del Tribunale di Palermo, simbolo della lotta alla mafia col maxi processo. Il Capo dello Stato si commuove ricordando le stragi, si commuove ricordando Melissa, la giovane uccisa a Brindisi. Poi sottolinea: non è da escludere che la mafia possa oggi tentare feroci ritorni alla violenza, anche di tipo stragistico e terroristico. Che questa possa oggi anche tentare feroci ritorni alla violenza di stampo stragista e terroristico, non possiamo escluderlo. La pagheranno, saranno assicurati alla giustizia. E se hanno pensato di sfidare questa stessa commemorazione oggi a Palermo di Giovanni Falcone, delle vittime della strage di Capaci a 20 anni di distanza, stanno già avendo la vibrante prova di aver miseramente fallito. E dal Premier Monti queste parole. Non c'è alcuna ragione di Stato che possa giustificare ritardi nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità. L'unica ragione dello Stato è la verità. Gli apparati dello Stato devono essere lontani da ogni possibile sospetto di prossimità ad organizzazioni mafiose. Lavoro e lavoro onesto.